Siamo con Andrea Conti, allenatore della Tarros, sconfitta 3-2 qui a Usini. Come hai visto la partita? Come l'ho vista, è semplice da analizzare. Primo tempo sicuramente in marca usinese, hanno sfruttato tutte le occasioni con decisione, giocando bene, una squadra messa bene in campo, viva, con soprattutto uno degli attaccanti molto bravo, Sava, veramente bravo. Squadra bella. Noi sì, abbiamo fatto degli errori difensivi di reparto, ci siamo fatti infilare 2 o 3 volte e ci hanno bastonato, è tutto lì. Qui hai fatto 3 cambi proprio per muovere un po'. 3 cambi perché c'è una rosa con 14, 15, 16, 18 ragazzi che giocano allo stesso modo, quindi gioca uno, gioca l'altro. Non c'è tantissima differenza, però la motivazione è importante. Ho visto qualcuno un po' demotivato, ho cercato di cambiare qualcosa. Sì, abbiamo fatto 2 gol, forse potevamo farne anche un altro, anche al primo tempo, perché le prime 2 occasioni le abbiamo avute noi, però secondo me tutto sommato l'Usinese ha meritato di vincere. Ecco, con quelle aspettative sei tornato sulla panchina della Tarros che avevi portato in promozione alcuni anni fa, ecco, che cosa c'è di nuovo? Le aspettative, allenare la Tarros è sempre per noi euristanesi, diciamo, è sempre motivo un di onore, soddisfazione. Certo. Soddisfazione. Sicuramente andare ad allenare la Tarros non puoi andare lì a dire andiamo a salvarci, andiamo qui, cioè si cercherà in 2 anni di fare un bel programma, di costruire una squadra per poter fare il salto di categoria in 2 anni. Quest'anno sarà molto difficile perché non c'è una squadra che ammazzerà il campionato secondo me, però andare a giocare in questi campi non sarà facile, dobbiamo migliorarci caratterialmente, dobbiamo pensare a giocare e dobbiamo lasciar perdere tutte le cose. Anche se anche oggi c'è stato un episodio particolare che mi ha dato molto fastidio. Spero che questo messaggio arrivi veramente a chi li compete, perché noi non abbiamo protestato di nulla, zero, però c'è stato un guardaline veramente ha mancato di rispetto a un nostro giocatore, un ragazzo che è d'esempio per tutti. Io non ho neanche protestato, non dico niente, ma questo messaggio cercherò di portarlo avanti perché ha esagerato nel parlare, ha fatto qualche dispetto in campo che non vedo motivo. Noi siamo delle persone abbastanza oneste, non abbiamo rotto le balle a nessuno e lui ci doveva rispettare, ci ha mancato di rispetto. Benissimo, noi ringraziamo mister Contini comunque per... Complimenti all'Usinese, comunque certo, non c'entra niente certo. questo siparietto del guardaline perché l'Usinese ha meritato di vincere. Assolutamente, concludiamo con mister Conti, facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente alla Tarros, grazie. sperando veramente che possa essere la promozione soltanto il trampolino di lancio per le categorie che una piazza come Oristano merita. In bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.